presso gli attrezzi di lavoro e vivere una spiritualità autenticamente appunto cristiana, basata, fondata sulla parola di Dio. E tra le provocazioni, allora bisogna, almeno io ho pensato anche attraverso altre provocazioni, quella provocazione per eccellenza che è la parola stessa, di lasciarci coinvolgere questa mattina in questo nostro convenire insieme per guidarci in una strada da percorrere tutti insieme. E come premessa pensavo di fare un po' di chiarificazione anche dei termini, cosa intendiamo per spiritualità, prendendo qualsiasi manuale, qualsiasi enciclopedia anche che ci aiuti in questo, ho sintetizzato per non divagare troppo con le mie parole. Cosa possiamo intendere per spiritualità? E si intendono appunto, leggo, modalità diverse attraverso le quali un credente, un gruppo di credenti esprimono la loro fede in un dato tempo. L'unico Evangelo è stato incarnato e predicato nel corso della storia con accentuazioni diverse, in risposta ai bisogni del tempo e alla sensibilità umana e spirituale dei singoli credenti. Ci sono allora vari tipi di spiritualità e sono stati suggeriti per questo diversi criteri in base ai quali classificare appunto queste diverse spiritualità. La si può suddividere in base, per esempio, ad un criterio etnico-geografico. C'è la spiritualità italiana, la spiritualità sarda, popolare, come stavamo pensando, abbiamo appena sentito poco fa, la spiritualità russa, la spiritualità fiamminga, eccetera. Oppure in base ad un criterio storico-cronologico, la spiritualità medievale, la spiritualità moderna. Oppure ancora in base ad un criterio dei grandi fondatori degli ordini religiosi, la spiritualità francescana, la spiritualità agostiniana, la benedettina. A volte si sono proposte anche soluzioni ulteriori, quelle che tiene conto delle diverse condizioni di vita ecclesiale, la spiritualità laicale, religiosa, presbiterale, oppure ancora delle differenti professioni, la spiritualità dei medici, degli insegnanti, e così via. Ma è chiaro che un'eccessiva specializzazione conduce alla disintegrazione della spiritualità. E il Concilio Vaticano II aiutarci a comprendere parlando di un'unica santità a cui sono chiamati i credenti, ognuno secondo i propri doni e i propri uffici, così dice la Lumen Gentium. E ha inteso riportare l'accento sull'essenza della spiritualità cristiana, che deve rimanere una e inalterabile pur nelle diversità dei doni dello Spirito. E per far questo appunto è necessario che torniamo a quello che è il fondamento della vita del cristiano, che è la parola, che altrimenti, come dice già il titolo del nostro convegno, tra tantissime parole rischiamo di rimanere disgregati o smarriti, confusi, perché sentiamo tante parole, troppe parole nel mondo dove viviamo, nella nostra cultura, che ci illudono, che ci deludono. Allora come ritrovare appunto l'essenza, come ritrovare ciò che in fondo è il fondamento del nostro essere, del nostro fare, del nostro operare? E per questo vorrei ribadire o suggerire a voi lasciarci provocare insieme dalla stessa parola, però lasciarci disperdere dalle parole. E appunto proprio il Concilio Vaticano II, come avevamo nella scheda preparatoria a questo convegno, la Dei Verbum, che ci dice che è necessario che tutti, e fa poi riferimento specifico ai chierici, principalmente i sacerdoti e quanti come i diaconi e i catechisti, attendono legittimamente al ministero della parola, conservino un contatto continuo con la scrittura, mediante una lettura spirituale assidua ed uno studio accurato, affinché non diventi un vano predicatore della parola di Dio all'esterno, colui che non l'ascolta dentro di
tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, però ribadisce, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo, con la frequente lettura delle divine scritture. E qui cita San Gerolamo, che prima esercita latino, l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. E come potremmo dirci cristiani, se non sappiamo neppure cosa significa? Si accostino volentieri allora al Sacro Testo, sia per mezzo della Sacra Liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative date all'ascolto. E noi anche come diocesi ci stiamo attrezzando, appunto, animati e suggeriti dal tema che i vescovi tratteranno anche di quest'anno e che il nostro pastore ci suggerirà iniziando il nostro anno pastorale. I figli della Chiesa si familiarizzino con sicurezza e profitto con le Sacre Scritture, si imbevano del loro spirito. E in tal modo dunque con la lettura e lo studio dei Sacri Testi la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata, dice San Paolo. Per questo conclude la Dei Verbum numero 26, è lecito sperare un nuovo impulso alla vita spirituale del cristiano, dalla cresciuta venerazione per la parola di Dio che permane in eterno, quella che è San Francesco. Io appunto mi ho avuto di questa spiritualità francescana, Francesco diceva le fragranti parole del mio Signore. E allora per arrivare a questa spiritualità unica che deve arrivare a tutti i cristiani, mi piace ritornare a ciò che diceva Giovanni Paolo II, iniziando il nuovo millennio, in quel famoso bellissimo documento, il nuovo millennio di Deunte, quando parlava appunto di una spiritualità di comunione, altrimenti rimaniamo davvero disgregati, dipendendo dalle proprie posizioni. Alla mia spiritualità francescana è quella migliore, questa spiritualità della Chiesa cattolica, che sono la spiritualità della società popolare, no, ma quello che siamo chiamati a realizzare è quella spiritualità di comunione, invece, suggeriva in maniera efficace Giovanni Paolo II, che voglio ribadire perché la riascoltiamo anche noi. Non c'è dubbio appunto che questo primato della santità e della preghiera, come anche è stato suggerito dalle precedenti relazioni, non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio, lasciarci provocare dalla parola di Dio. E da quando il Concilio Vaticano II ha sottolineato il ruolo preeminente della parola di Dio nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi passi in avanti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta della Sacra